venerdì 25 luglio. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione all'Annegamento, a Seste Levante c'è una dimostrazione pratica di salvataggio nella baia di Portobello alle 10, a Recco invece sarà alle ore 18 nella spiaggia centrale. Media informazione: a che punto è la Liguria? Alle 10:30 la Società Economica di Chiavari, la presentazione del primo report sul grado di alfabetizzazione mediatica della popolazione ligure. In vista della festa di Nostra Signora della Lettera a Santa Margherita Ligure è in programma il concerto d'organo di Lorenzo Coser all'oratorio di Sant'Erasmo, l'inizio alle 17. Francesca Pongiluppi presenta il suo libro Come le lucciole, alle 18:30 al convento dell'Annunziata di Seste Levante, fa parte della rassegna per il libro con l'autrice di Sestri Città Aperta. Nella chiesa di San Rocco di Camoglie, ceramiche per un sentiero, i bozzetti di Francesco Dal Pozzo per le mattonelle con i misteri del Rosario, l'inizio alle 18:45. Liana Marino porta in scena lo spettacolo musicale Pino Daniele, poesia e blues di un Lazzaro Felice alle 19 nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. A Rapallo il Sestiere Cappelletto organizza la festa patronale di Sant'Anna, appuntamento dalle 19:30 in via Fico 3 con l'apertura dello stand gastronomico, a seguire serata danzante con l'orchestra Armando e Cristina. Festa in piazza nella parrocchia di Ribasso a Chiavari dalle 19:30 il cibo, dalle 21:30 la musica con l'orchestra Caravel. Da Fogassa in Gruge, nella sede della Croce Rossa di Riva Trigoso a Seste Levante, dalle 19:30 l'apertura dei stand gastronomici e dalle 21 la musica con l'orchestra Enrico Roseto e Parpaiola. Cinema sotto le stelle al Parco Tigullio di Lavagna, alle 21 la proiezione del film d'animazione Oceania. Presentazione del romanzo Mal di terra di Roberto Longoni nel giardino dei lettori della Società Economica di Chiavari, l'inizio alle 21. Valeria Corciolani presenta il suo libro Delitto in bianco alle 21 nella sala polivalente di Riva Trigoso in via Brinna a Seste Levante. All'oratorio dei Neri di Rapallo c'è il concerto Quattro corde diaboliche della violinista Gaia Sbegen, l'inizio alle 21:15. All'Arena Conchiglia di Seste Levante la proiezione del film Conclave di Edward Berger, l'inizio alle 21:15. Riccardo Landini presenta il suo libro Fino all'ultimo inganno alle 21:30 sul lungomare Colombo di Deiva Marina. Paolo Iannacci si esibisce in concerto a Chiavari alle 21:30 in piazza Nostra Signora dell'Orto. L'orchestra dell'Opera Carlo Felice di Genova suona a Villa Tigullio di Rapallo dalle 21:30 musica di Mozart, Beethoven e molti altri. Sul lungomare Bettolo di Recco c'è il concerto del gruppo I Patagarri, inizio alle 21:30.